Rivas. Buongiorno Italia, sì, mi sono appena svegliato e non è un modo carino di presentarsi all'Italia così, tutti spettinati, tutti sgarufai come si dice in linguaggio tecnico, però ascolta, sembrerebbe che oggi siano in arrivo le fotografie, non mi ricordo se l'avevo detto in qualche vecchio video, praticamente tra i miei desideri c'era quello di riempire, vedi qua, la camera da letto, no, o solo la parte non visibile, ossia quella che quando tiri sul letto non vedi più, con delle fotografie, ok? Quindi ho fatto stampare online, quindi con consegna a casa, perché ricordiamoci siamo ancora quarantenati a causa dell'emergenza coronavirus, una quantità considerevole di foto. Non mi ricordo il numero, meglio che non azzardo, comunque sì, credo di aver esagerato decisamente. Pertanto, vedi, ora per prendermi avanti dovrei continuare a togliere questo strappo che è stato attaccato con delle graffette. Per poter fare questa operazione era necessaria la sforzavedove. Sforzavedove è il termine scientifico tecnico della cavapunti, però non avendola dobbiamo ricorrere ad altre soluzioni, ad altri strumenti, quali ad esempio il piron. Questo è sempre un nome tecnico, un nome volgare, diciamo, è forchetta. Vabbè, allora con molta no, ma cazzo, come faccio? Sono tanto ciuse queste cose. Guarda che roba, mi spacco il piron. Eccola, no dai. Ok, con un bel po' di pazienza ce la farò, dai. Ecco, l'ho già persa. Pensa che bello dopo dormire. Eccola qua, con tutte le puntine che ti bucano il culino. Come dici, poi restano i buchi? No. Poi vengono messe le fotografie che nascondono proprio tutto. Quindi anche i tappi qua, hai capito, vengono tolti e messe le fotografie fino a sopra. Quindi no, viene una figata. Ah, guarda la mia vista panoramica di stamattina. Gli ho detto, guarda Alessia, in che posti ti porto. Italia è tanto un'impresa, cioè ne ho per un bel po'. Vabbè, tagliamo ovviamente adesso tutte ste parti e arriveremo a quando avrò finito. Per attaccarle poi io ho della Prit, ma secondo me per attaccare delle foto a una parete così la cosa migliore sarebbe una Vinaville, no? E siccome dopo devo andare al tabacchino, che tra parentesi è qua a 100 metri, quindi ci vado col cane, che porto il cane, perché Alessia saranno delle fotocopie per le autocertificazioni, no? E lì mi hanno detto che c'è la Vinaville, quindi destino vuole, vedi, dai, speriamo che ce l'abbiano, che così inizio già a mettere giù le foto. Però no, bisogna dire, il lavoro si sta rivelando molto più facile del previsto, perché queste strisce, no, di velcro sono molto robuste, quindi a me basta solo alzare un pelino la graffetta e tener tirate queste e vengono via. Quindi sì, credo che in 5-10 minuti finisco tutto. Ok, io ho fatto tutto, perfetto, quindi speriamo siano arrivate le foto o arrivino dopo le foto, che così inizio con la carta da parati della camera da letto, anche perché così, insomma, guarda che brutto sfondo, porca miseria. Alcuni mi avevano detto, ma non è meglio una carta da parati tipo quella che ha fatto l'amico Civico Zero, no, con lui mi pare ha usato dei mattoni, no, color mattoni eccetera. Probabilmente sì, cioè se vuoi creare una proporzione, no, dei colori, no, quindi un risultato estetico che non sia un pugno nell'occhio, sicuramente sì. Certo, le fotografie sono abbastanza pacchiane, no, cioè tu vedi tutto tipo giallino, turchese e legno, e di qua vedi tutte le foto, certo, però è quello che volevo, cioè a me piacerebbe buttarmi a letto e vedere tutte le foto dei miei animali, dei miei amici, dell'Alessia, cioè capisci, mi piace le avventure fatte con Scarosso, i viaggi eccetera, quindi no, va benissimo le foto, però appunto ricordiamoci, come ho già detto, cosa molto importante, le foto verranno messe solo nella parte che verrà nascosta completamente quando il letto si chiude, no? Quindi tu chiudi il letto e non vedi assolutamente nulla di nulla, apri il letto e vedi tutte le foto nelle pareti e credo anche nel soffitto, sì, anche nel soffitto, perché ne ho stampate troppe, accidenti. Vabbè, erano in promozione, c'era anche la consegna gratuita e ho fatto scorta. Poi ovviamente tutte quelle avanzate le metterò anche dentro delle portiere tipo dei mobili della cucina, hai capito, tutte quelle cosine là. Speriamo però anche lì di non avanzarne, insomma, ecco, anche perché ci saranno anche altre foto in futuro che magari vorrò mettere, poi non ho più lo spazio, hai capito, non è molto carino, no? Perché io poi volutamente ho stampato anche tipo delle foto belle di fiori che avevo fatto, ma perché? Non perché quel fiore sia stato un chissà che particolare ricordo, ma proprio per un discorso di colori, no? Quindi tu puoi vedere tot foto
non so, della montagna, poi del mare, poi un giallo bello acceso di un fiore, un rosso, un blu, cioè per creare quell'effetto colorato, no, da mettere un po' a random. E le ho fatte stampare, prima che mi dimentichi, 7 cm x 10, quindi la misura quella piccolina, proprio per questo discorso che avrei dovuto attaccarne tantissime, e spero insomma un giorno di avere anche dello spazio per attaccarne altre in futuro, a parte che le potrò attaccare anche esatto, lì vedi dove c'è il letto a castello, esatto, la parete del letto a castello, quella sopra però, non quella sotto resta così com'è, quella sopra che è un po' stazione di ricarica, banchetto dei lavoretti, quelle robette là sì, posso fare fotografie anche lì, quindi insomma dai, spazio sì, ne abbiamo. Poi boh, con un pennarellino qualcosa dipingere di nero questo zoccolo di legno, e poi vedi qua quelli delle viti, io adesso dovrei avere ancora, cazzo, glieli ho lasciati tutti al falegname, sì, glieli ho lasciati al falegname, e vabbè, quando andrò un giorno che sarà finita l'emergenza coronavirus del falegname, mi riprenderò anche le coperture che vanno qua, hai capito? Le viti non sono a vista, hanno un coperchietto da mettere sopra quei strafanti là, si vedi, poi me le metterò anche quelle tutte in alto in modo da coprire anche la sfesa, no, di questo attacco, di questa cosa qui, hai capito? Sì. Eccoli qua i coperchi che ti dicevo, vedi? Quello lì ha il coperchio, vedi? E quindi quando andrò a prendere la roba al falegname mi prendo anche i coperchietti e metto i coperchietti anche lì. Tutte le graffettine poi me le metto in un sacchetto, perché il Mona del mio cane va a rumatare, che significa va a sezionare, no? All'interno del mio bidone all'immondizie. Ecco, l'Italia, sono bellissime, guarda, sono piccolissime, fatte in carta opaca, sì, non sono solo queste, sono solo tutti quei pacchi là. Sono quasi 1000, e sì, 958 mi pare, e niente, dai, dovrebbero starci piccoline così. Sono 7 cm x 10 cm. Adesso, come già ti dicevo, devo andare in tabacchino a fare delle fotocopie dall'Alessia che è qui davanti, e quindi prendo la Vinaville. Anzi no, fermo, gran calma. È arrivato l'altro filtro, ok, è enorme, l'unica cosa però, prima di mandarlo indietro, questo è l'attacco normale, ok, qui c'è un attacco un po' particolare, presumo per certi tipi di idropulitrice, presumo, no? Però, se tu guardi, comunque qua c'è un avvitamento, no? Una filettatura, e mi pare che esistono, e forse anche ce l'ho, questo qui con la filettatura grande, quindi adesso vado subito a vedere. Allora guarda, non ce l'ho, però vedi che qua è tutto dentato, quindi con molta fatica adesso riuscirò a spingere il dentro. Una roba così. Deve essere finita l'emergenza coronavirus, perché è pieno di macchine che girano per strada. Oggi è mercoledì 8 aprile. Trovata, ho dovuto pagarla 3,40 € l'una, porca miseria, che d'altronde non puoi andarla a prendere da altre parti. Costerà mica 3,40 €, tra parentesi 7.000 lire, una boccettina di quelle piccole di Vinaville, Eccoti, benvenuto sul letto di Singone. Guarda, stavo all'offerta della finestra magica, cioè vedi, guarda, 180 gradi di finestra magica, porca miseria, questa sì è una finestra magica, solo che beh, giustamente, purtroppo in questo periodo di quarantena non è che abbiamo chissà che bel panorama, cioè non è che abbiamo laghi, eccetera, però insomma dai. Iniziamo Italia, iniziamo. Va che bella questa, queste me le attaccherei qua, farei subito sta parte qua. Quindi, siccome Singone è savattone, ovviamente anche uno Scottex per le eventuali sbavature. Comunque posso, ecco, appoggiare le foto qua. Chissà come si dà la Vinaville, nel senso, se era meglio avere un coso, come si dice, aspetta, togliamo un pennellino, qualcosa per stenderla meglio. La mettiamo così, un po' nei bordi. Ok, iniziamo così. Dopo, se ci dovessero essere tipo che non tornano i conti o vedi le altezze eccetera, ovviamente metterò anche adesivi, altre cose, insomma qualcosa mi invento, come sempre. Cavolo, Singone aveva anche quel rullino, ti ricordi, no? Che usavo per attaccare gli adesivi e le varie cose, no? Quel rullino di gomma che andrebbe bene per stendere le foto. Andiamo a vedere se è di là. Qua in mezzo al casino era giallo e blu, no? Non saprei dove potrebbe essere. Sì. Minimo c'è un cambio, basta.
sì, anche perché trovalo, cavolo, trovalo. Inizia a prendere forma? Sì. Niente, c'è l'obbligo di indossare maschera e guanti, no? E allora sono tornato indietro, li ho presi e vado in skate. Molto work in progress. Pausa che fidanzata ha portato la merenda. Ciao Italia, da una parte sono molto contento perché le foto erano bellissime, le ho scelte in carta opaca, è tutto bellissimo, no? Adesso vedi anche scuro perché sei in controluce. Però giustamente quella parete, no? Non è affatto piatta, cioè né come forma, vedi sopra che è ondulata, in più è ondulata anche in profondità, quindi sì, le foto non tornano giuste, perfette. Qualcuna, come vedi nella destra, ha lasciato l'angolino di vuoto e altre sono un po' sormontate, cioè non si poteva fare altrimenti. Dopo finisco anche là, qua, là, un po' alla volta, anche dentro l'armadio, ma dentro l'armadio voglio far misto, voglio fare anche delle grafiche, dopo mi faccio fare uno specchietto più o meno a questa altezza qua. Il letto sta venendo bene, ma adesso è tardi, continuerò la prossima volta. Sì, vedi, ho messo anche qua. E i buchi, perché vedi ci sono tanti buchi, dopo là li recupererò tipo con degli adesivi anche lì nell'angolo. Si trova. Ovviamente col tempo e molta calma, cioè proprio col tempo. Eccolo.